manifestazione, in concorrenza alla ormai più nobile e storica gara svizzera del chilometro verticale di Fulli in Svizzera, dove un piccolo paesino non più grande di Frali riesce a portare tutti gli anni 500-600 partenti al chilometro verticale. Questa è la potenzialità e questo è possibile anche per Frali, purché la comunità amministrativa, politica e sportiva di questo territorio ci creda. È possibile portare a Frali 500 partenti, bisogna solo che ci sia sinergia, che ci sia, come dovrebbe sempre esserci, collaborazione tra tutti coloro che possono dare una mano e costruire un evento davvero eccezionale per promuovere anche questo territorio nel mondo sportivo, ma non solo. Ricordate che la Valle di Trieste è conosciuta soprattutto perché ha costruito la Marcia Longa, e quindi questo è il significato. Cosa vuol dire? Investire in una manifestazione sportiva. La Valle di Trieste era conosciuta solo per le fiamme gialle a Predazzo e a Moena, ma da qualche anno è conosciuta nel mondo intero perché ha costruito un evento sportivo partito anche lì un po' con timidezza e poi si è affermato, la Marcia Longa nella Valle di Trieste. Queste sono le potenzialità di queste manifestazioni. Allora siamo per costruire il gruppo dei migliori. Alla partenza il numero 1 Marco Moletto del team La Sportiva. L'invito a essere disponibili cronometristi per concludere la fase delle partenze del modo migliore. Marco Moletto è richiesto la partenza col numero 1, il numero 2. Allora abbiamo avuto comunicazione dall'organizzazione che per quanto riguarda la partenza dell'ultimo gruppo si parte alle ore 10:05, quindi abbiamo un quarto d'ora di tempo, questo per informazioni di tutto, per gli sportivi e per gli atleti che si stanno preparando. Noi intanto scorriamo un momentino l'elenco dei partenti. È andato un po' di tempo.